La Sardegna punta sulla cultura e sul grande patrimonio archeologico che rappresenta il lascito dalle tante civiltà che nel corso dei millenni sono sviluppate nell'isola oppure hanno avuto contatti e interscambi culturali per attirare flussi di visitatori interessati non solo al mare e alle spiagge, ma anche ai musei e parchi archeologici. Di questi temi e di altro si è parlato ieri a Cagliari nel corso di un convegno intitolato Le civiltà e il Mediterraneo, organizzato dall'assessorato regionale al turismo in collaborazione col Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e il Polo Museale della Sardegna. Queste le parole del Presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Noi abbiamo una grandissima opportunità attraverso la grandissima eredità dell'archeologia, in particolare della civiltà nuragica, ma non solo, di attrarre in Sardegna il turismo quello giusto, quello che viene anche fuori stagione, che è gentile col territorio, che è curioso della cultura del territorio, che vuole fare un'esperienza ricca, e la Sardegna è perfettamente nel grado di attrarre questo tipo di turismo, che alla fine è anche un turismo molto più sostenibile di quello che affolla le nostre spiagge a luglio e ad agosto. E quindi è una grande opportunità, ma perché questa grande opportunità diventi una cosa reale è anche molto importante, anzi è fondamentale, che ciò che noi abbiamo sia conosciuto, sia valorizzato, sia conosciuto nella sua bellezza e nella sua importanza. Oggi ci sono curatori di musei di varie parti del mondo, è una grande occasione per fare rete e perché la conoscenza profonda, precisa di quanto di bello abbiamo si diffonda attraverso i canali giusti, i canali che certificano l'importanza storica si diffondono in tutto il mondo. Quindi è una bella occasione per mandare questo messaggio. Chi viene in Sardegna farà un'esperienza splendida non solo per le spiagge ma anche per una cultura unica e importantissima al centro del Mediterraneo.